Non riescono proprio ad imboccare l'agognata via della vittoria le squadre lucane. Ieri il Matera Sassi e il Potenza hanno pareggiato, mentre il Melfi e la Ruggero Lauria sono stati sconfitti. Partito di slancio, il Matera Sassi ha regalato ai tifosi l'illusione della prima vittoria grazie al gol di Diego Albano nel primo minuto nella partita interna contro il Nuovo Acri. Ma i calabresi, più organizzati in campo, più squadra, sono riusciti a pareggiare con Guzzetti. Purtroppo abbiamo trovato davanti a noi una squadra molto forte. Mentre ancora scorrono le immagini di Matera, riferiamo dell'altro pareggio per 0-0 del Potenza sul campo neutro di Spezzano Albanese contro il Corigliano. Una partita giocata prevalentemente a centrocampo, con scarse occasioni per le due squadre. Saranno stati fischi del pubblico, sarà stata questa dichiarazione del presidente Ripoli a fine partita dopo il pareggio interno con la Nuova Acri? Penso che la rosa sia altamente competitiva, ho già detto in passato che questa è una rosa in grado di disputare un campionato di vertice e non cambio idea oggi. Per il momento manca il gioco. Fatto sta che Sergio Notariale ha deciso di lasciare la panchina del Matera Sassi. Dimissioni, non esonero, licenziamento dunque una prova d'orgoglio, di dignità. In mattinata la scelta del nuovo allenatore è Mauro Zampollini, 44 anni questo mese, laziale di Civitavecchia. Arriva dal Milazzo, ma ha pure allenato il Catanzaro in C2 e il Siracusa e ha portato l'Acragas dal campionato nazionale dilettanti alla C2. Conosce dunque molto bene le formazioni isolane presenti in gran quantità nel girone I, in cui si trova appunto il Matera Sassi. Zampollini incontrerà la stampa tra mezz'ora, poi dirigerà il suo primo allenamento e domenica l'esordio in campionato in trasferta sul campo della Nuova Vibonese.